Due reperti archeologici di notevole interesse storico sono stati recuperati nei fondali di Cannatello, vicino a San Leone, ad Agrigento. La Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, ha riportato alla luce parti in piombo di un'ancora appartenente probabilmente a una piccola imbarcazione di epoca romana. Tra i reperti un ceppo mobile e una contromarra, elementi fondamentali dell'ancora stessa. Il mare con i suoi fondali continua a regalarci grandi emozioni, dice l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Paolo Scarpinato. Oltre che reperti preziosi per la conoscenza della storia, un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione. La collaborazione tra enti, istituzioni e privati cittadini è di fondamentale importanza per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale. L'operazione di recupero è stata avviata grazie a una segnalazione dell'associazione BC Sicilia. La Soprintendenza del Mare ha coordinato l'intervento avvalendosi della collaborazione dei militari, dell'Arma, del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Messina. I reperti sono stati così affidati al Parco Archeologico della Valle dei Tempi per il primo trattamento conservativo. In seguito verranno valorizzati in una struttura del territorio agrigentino, arricchendo ulteriormente il patrimonio culturale e storico della Sicilia.